sono anche un uomo di 46 anni e una donna di 60 tra le 11 vittime con Covid di oggi in regione. Rispetto a un anno fa, quando il vaccino non c'era, il numero di ricoveri risulta dimezzato. L'obbligo di vaccinazione dal 15 dicembre per i sanitari va verificato dagli ordini professionali, non più dai dipartimenti di prevenzione, un aggravio di lavoro per le categorie che hanno chiesto spiegazioni al Ministero. Quote latte, il TAR cancella 2 cartelle esattoriali del valore complessivo di 1.200.000 euro notificate in ritardo, l'allarme dei produttori, 3 ingiunzioni, pignoramenti, tante aziende sono in ginocchio. Inaugurata questa mattina nella chiesa di Sant'Antonio Abate, resterà aperta fino al 9 gennaio la rassegna di presepi allestita dal Comitato regionale delle Proloco e mostra anche le creazioni di diversi artisti friulani. Tarda ad arrivare la decisione dell'Udinese sul futuro di Luca Gotti, allenatore dato già per esonerato al fischio finale della partita con l'Empoli, ancora nessun sostituto. Gotti dirige l'allenamento e da Londra arriva Gino Pozzo. Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono 11 le vittime del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, ma rispetto a un anno fa, con il vaccino in più, la situazione del Friuli Venezia Giulia è migliorata notevolmente. Tra le vittime di oggi risulta anche un uomo di 46 anni, mentre, ritornando al tema dei pazienti ospedalizzati, sono metà appunto di 365 giorni fa, quando in più a perdere la vita erano oltre 20 persone al giorno. 16 vittime, 665 persone negli altri reparti e 58 pazienti nelle terapie intensive. Numeri che ad oggi porterebbero il Friuli Venezia Giulia in zona rossa, ma che in realtà sono la situazione che la nostra regione viveva esattamente un anno fa, il 7 dicembre del 2020. Numeri che rappresentano l'importanza del vaccino e il peso che dovevano sopportare le strutture ospedaliere della nostra regione nei drammatici giorni dello scorso inverno, quando di fronte al Covid non c'erano difese se non mascherine, distanziamento e chiusure, e con numeri di contagio simili a quelli di oggi. Sono infatti 505 i positivi emersi nelle ultime 24 ore, con 388 positivi su 7.987 tamponi molecolari e 117 casi su 24.045 test rapidi antigenici. Ad oggi nelle terapie intensive friulane sono ricoverate 28 persone, con 303 pazienti nelle aree mediche, meno di metà di un anno fa. 11 però oggi le vittime, la più giovane è un 46enne di Trieste, con nella triste conta anche una 60enne di San Daniele del Friuli. Il conto qui sembra avvicinarsi a quanto accaduto esattamente un anno fa, ma in realtà i numeri del dicembre 2020 sono molto peggiori. 2 giorni dopo, quel 7 dicembre, a perdere la vita furono 30 persone. Il 10 invece furono addirittura 42. Numeri di solo un anno fa, che però qualcuno sembra aver tristemente dimenticato. È morta di Covid la madre della donna di 45 anni incinta, anche lei contagiata, è ancora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Entrambe Novax, come il resto della famiglia. La vittima aveva 68 anni ed era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cattinara a Trieste da circa 20 giorni. Nel reparto pneumo-Covid dell'ospedale Giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche suo marito. L'intera famiglia infatti si è rifiutata di farsi vaccinare. L'obbligatorietà della vaccinazione dei sanitari deve essere verificata dagli ordini professionali, non più dai dipartimenti di prevenzione, un aggravio di lavoro in vista del 15 dicembre per le categorie che hanno scritto al Ministero chiedendo spiegazioni. In vista dell'obbligatorietà della terza dose per il personale sanitario che scatterà il 15 dicembre c'è un'importante novità che riguarda la sospensione dei non vaccinati. A occuparsene non saranno più i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie ma gli ordini stessi che dovranno darne comunicazione alla Federazione Nazionale. Un surplus di lavoro in particolare per l'ordine degli infermieri, categoria per la quale in regione si contano attualmente circa 300 sospensioni. Immaginare di fare il lavoro che fino all'altro giorno ha fatto un'azienda sanitaria con un dipartimento di prevenzione ci mette veramente in difficoltà. Questo significa che ci vorrà una persona che deve essere assunta a fare questo lavoro. Abbiamo chiaramente non solo come ordine infermieri, ma tutti gli ordini nazionali hanno inviato al Ministero
una nota chiedendo maggiori spiegazioni e supporto. Siamo in attesa di avere queste informazioni, però è chiaro che se rimane così, da una parte c'è il vantaggio che è una sospensione, e il rapporto è diretto, quindi è anche più semplice individuare chi non è vaccinato fra i professionisti e quindi anche partire prima con le sospensioni. Dall'altra parte diventa complicato per noi la gestione, perché effettivamente poi ha dei costi importanti, grava sulle tasse degli iscritti, dovremo aumentare le quote agli iscritti, questo ci sta mettendo in seria difficoltà. Saranno dunque gli ordini a dover far fronte anche economicamente ai ricorsi giudiziari dei loro colleghi. Se mi arriva un collega che mi porta un certificato medico, io lo devo solo accettare così com'è, non ho questione non posso andarlo a contestare, a differenza di un medico che dell'ordine medici che in realtà può anche verificare e contestare. E speriamo insomma che la richiesta fatta al Ministero dia delle risposte e ci permetta di lavorare con tranquillità, ma soprattutto per garantire ai cittadini poi la sicurezza di avere a che fare con professionisti seri, sani e che sono vaccinati. Da Tarvisio a Lignano i carabinieri del comando provinciale di Udine hanno monitorato 1477 persone, 323 locali pubblici, 321 i Green Pass controllati, 2 titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l'accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle normative anti-Covid, 9 le persone sanzionate per non aver indossato la mascherina mentre passeggiavano all'aperto. Una decina di sanzioni sono state elevate ieri da parte delle forze dell'ordine sul fronte dei controlli anti-Covid nel Friuli occidentale, a fronte di oltre 1 migliaio di verifiche. Il prefetto di Pordenone ha ringraziato i sindaci per l'impegno della polizia locale e lodato il senso civico dei cittadini. 9 persone sanzionate per mancato possesso del Green Pass, una per uso scorretto della mascherina e 2 attività multate dove sono state riscontrate irregolarità. Questo è il bilancio dei controlli nel Friuli occidentale il 6 dicembre, giorno del debutto dell'obbligo di certificazione verde base a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. I numeri sono stati forniti dalla prefettura di Pordenone, che ha coordinato l'intensa attività delle forze dell'ordine che hanno controllato 1050 persone e 126 attività commerciali. Numeri di infrazione tutto sommato contenuti, sintomo dell'elevato senso civico dei pordenonesi, come sottolineato dal prefetto Domenico Lione. Nel confermare che i controlli proseguiranno con le stesse modalità fino a metà gennaio, salve eventuali modifiche che si renderanno necessarie in corso d'opera, il prefetto ha voluto ringraziare i sindaci per aver aderito in maniera convinta alla richiesta di contributo tramite le rispettive polizie locali, affiancando così le forze dell'ordine. Un particolare apprezzamento da parte del prefetto è andato al questore Marco Dorisio per aver gestito in sede tecnico-operativa il piano disposto per il rafforzamento dei controlli che proseguiranno per tutto il periodo natalizio. Il TAR del Friuli Venezia Giulia cancella 2 cartelle esattoriali da 1.200.000 euro totali per le quote latte. L'allarme delle associazioni dei produttori, raffica di ingiunzioni e pignoramenti, tante aziende così sono in ginocchio. Le cartelle esattoriali per le quote latte sono state notificate in ritardo. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ne annulla 2 per un totale di oltre 1.200.000 euro. Con 2 sentenze distinte, il giudice amministrativo regionale ha cancellato 2 cartelle esattoriali di oltre 600.000 euro ciascuna, notificate il 7 ottobre dall'Agenzia delle Entrate, su mandato dell'Agea, a un allevatore di San Giorgio della Richinvelda e a uno di Sedegliano. I 2 allevatori hanno fatto ricorso affermando che i crediti, relativi a uno sforamento dalle quote latte nel periodo 2005-2008, erano prescritti. Il giudice ha dato loro ragione, in quanto nell'Agenzia delle Entrate e nell'Agea hanno prodotto la documentazione che comprovasse l'interruzione della prescrizione. Si tratta di 2 esempi delle migliaia di cartelle che, come denunciano Cospalat FVG e produttori latte del Friuli Venezia Giulia in un comunicato, stanno arrivando alle aziende non solo friulane ma di tutto il nord Italia. Intimazioni a pagare queste che stanno mettendo in ginocchio molti produttori perché accompagnate da pignoramenti di conti corrente e pagamenti del latte conferito ai caseifici. I produttori non sarebbero più in grado di continuare la propria attività perché così non possono far fronte agli impegni finanziari e provvedere al sostentamento proprio e degli animali. Le associazioni, pronte a manifestare, chiedono l'intervento dello Stato per sbloccare tale situazione. 4 persone sono state condannate dal Tribunale di Udine per un infortunio sul lavoro accaduto nel 2017 in città. Un operaio era caduto da un ponteggio fratturandosi la colonna vertebrale.
L'operaio cade da un ponteggio fratturandosi la colonna vertebrale, condannate 4 persone per lesioni personali colpose. È la sentenza del giudice Niccolò Gianesini del Tribunale di Udine per un infortunio sul lavoro. A essere condannati sono il titolare della Valerio Sabinot SRL, Nicola Sabinot, 5 mesi di reclusione, il titolare della Itec SRL, Lino Mattarollo, 3 mesi, oltre ai capocantiere Fatmir Luzzi e Antonio Manzi, 2 mesi ciascuno, pene sospese. Un quinto imputato, ovvero il coordinatore della sicurezza, aveva scelto il rito abbreviato, ottenendo l'assoluzione. La vicenda risale al 2017, quando un operaio rumeno di 62 anni, mentre intonacava una trave, era caduto da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione dell'educandato Uccellis. L'operaio, afferma il legale di Sabinot, l'avvocato Paola Baldini, usò di sua iniziativa il ponteggio che aveva in parte cominciato a smontare la sera prima e il datore di lavoro non poteva prevederlo. I difensori di Mattarollo, l'avvocato Lorenzo Colautti e dei 2 capocantiere, l'avvocato Luca Zanfagnini, hanno annunciato ricorso in appello. Un 52enne residente nella zona collinare di Udine è stato arrestato dalla squadra mobile del capoluogo friulano e portato in carcere. Deve scontare 6 anni di reclusione perché nel 2013 avrebbe abusato sessualmente di una giovane. È stato anche denunciato per maltrattamenti di animali a seguito di una perquisizione fatta nella sua casa. Infatti sono stati trovati oltre 120 uccelli di varie specie di fauna selvatica protetta in pessime condizioni. Un uomo di 37 anni, residente a Udine, è stato arrestato dalla squadra mobile cittadina dopo essere stato condannato per almeno 5 truffe messe a segno tra il 2011 e il 2013 in concorso con un familiare. La coppia utilizzava la tecnica del cosiddetto rip deal, cioè un'operazione di cambio fraudolento. Promettendo un cambio favorevole, il truffatore ne approfittava per estorcere alle proprie vittime cospicue somme di denaro. Deve scontare la pena di 4 anni, 1 mese di reclusione. Sempre la squadra mobile del capoluogo friulano ha arrestato un uomo di 42 anni residente a Udine, il quale nel 2012 aveva ricettato diversi monili in oro sottratti dalla moglie ad anziani degenti presso l'ospedale di Udine, rivendendoli presso un compraoro della provincia. Deve scontare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. È stato associato al carcere di Verona in regime di semi-libertà. Resterà ferma per qualche giorno la produzione alla Bianchi SNC di Martignacco, tutto a causa di un incendio che ha interessato un silo. Lungo intervento dei Vigili del Fuoco di Udine nella tarda mattinata di oggi nell'azienda Bianchi SNC che si occupa di produzione di mobili su misura in via Spilimbergo a Martignacco. Per causa in corso di accertamento, una macchina operatrice interna del capannone ha prodotto una scintilla che ha raggiunto il silo esterno. Contenente segatura è scoppiato, così il rovo che ha richiesto l'intervento sul posto della prima partenza dei pompieri, il comando di Udine, autobotte, autoscala e chilolitrica. Le fiamme non hanno interessato le parti interne del capannone. Le operazioni di spegnimento, di smassamento e di messa in sicurezza dell'area sono terminate nel tardo pomeriggio. Nessuna persona è rimasta ferita. Essendo l'unico silo a disposizione di una parte del capannone, l'azienda, che conta poco meno di 10 addetti, sarà costretta a sospendere la produzione per qualche giorno fino al ripristino. Versa in gravi condizioni un 69enne che questa mattina in via Cusano a Zoppola è stato investito da un furgone mentre camminava, rovinato sull'asfalto, ha riportato politraumi ed è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale di Udine. Rilievi e accertamenti della radiomobile di Pordenone e dei carabinieri di San Vito al tagliamento. Colpo da 20.000 euro in una ditta di autoricambi di Campoformido. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e degli addetti per impossessarsi di una 70 di marmitte catalitiche e di altri strumenti e attrezzi. I ladri rubano questo tipo di ricambi per ricavare metalli di valore come rame da vendere poi sul mercato nero. Rubano un'auto gru dal piazzale di un'impresa edile e cercano di sradicare la cassaforte di un'altra azienda. È successo nelle prime ore di oggi a Varmo. I ladri però non sono riusciti nel loro intento perché le funi usate per sradicare il forziere dal suo alloggiamento si sono spaccate ed è scattato così l'allarme. I malviventi sono scappati. Ammonta invece a circa 1.000 euro il danno patito da un'azienda edile di Campoformido, dove nel fine settimana dagli uffici è stata rubata la cassaforte con assegni e contanti. Il forziere è stato poi ritrovato nelle campagne. In entrambi i casi indagano i carabinieri.
Vento, neve, rischio valanghe e acqua alta in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo in regione per le criticità idrauliche meteo previste dalle 15 di domani, mercoledì, alle 14 di giovedì. Sul territorio arriverà un marcato fronte atlantico che in tarda serata formerà una profonda depressione sull'Alto Adriatico. Il fronte lascerà la regione nella seconda parte della notte. Dal pomeriggio di mercoledì sono previste piogge su pianura e costa, mentre sulla zona montana nevicate più abbondanti fino a fondovalle, oltre i 400 metri circa sulle colline orientali. Dalla sera e fino a notte inoltrata le nevicate sui monti saranno più intense, le piogge su pianura e costa saranno più consistenti. Sulla costa, anche a causa del vento sostenuto, in arrivo da sud probabile il fenomeno dell'acqua alta e delle mareggiate, specie verso la zona più occidentale del litorale friulano. Il piano regionale di supporto alla popolazione anziana fragile 2021-2023 è stato discusso oggi in terza commissione consiliare. Per il presidente della terza commissione salute Ivo Mora si tratta di un documento importantissimo. Per la consigliera Simona Liguori dei cittadini il timore è che il piano rimanga un libro delle buone intenzioni. Si dà corpo e senso alle due riforme sanitarie che abbiamo già votato, si parla di presa in carico, si parla di assistenza alle persone fragili e alle persone più in difficoltà attraverso una metodologia nuova rispetto al passato. In questo modo porterà dei benefici alla sanità friulana e un beneficio anche a tutte quelle persone in stato di difficoltà che troveranno risposte all'interno della programmazione regionale. Naturalmente un giudizio lo daremo attraverso il monitoraggio nei prossimi mesi. È anche vero che la nostra preoccupazione è che questo piano regionale per le persone fragili rimanga un bel libro dei sogni e delle promesse. Sappiamo che abbiamo tante persone anziane che nella maggioranza dei casi vogliono stare nelle proprie abitazioni, devono ricevere naturalmente le cure domiciliari da parte degli infermieri di comunità, i medici di famiglia e soprattutto ci deve essere una buona rete tra ospedali e domicilio. Per parcheggiare l'auto in via Sabbadini ci si potrà abbonare spendendo 25 euro al mese e 2 euro al giorno. Le nuove tariffe sono state introdotte dall'amministrazione comunale per rendere maggiormente appetibile l'area inaugurata recentemente. Il parcheggio per 106 autovetture aperto recentemente in via Sabbadini al momento non è sfruttato al massimo delle sue possibilità. Per incrementarne l'utilizzo, la Giunta Comunale di Udine ha predisposto nuove tariffe che comprendono l'abbonamento mensile di 25 euro, il giornaliero di 2 euro e l'orario di 40 centesimi. Introducendo queste novità, il Comune ritiene di rendere la struttura maggiormente fruibile. Nel frattempo punta a una riqualificazione sempre più green della città, con l'utilizzo di veicoli elettrici. A tal proposito, nel parcheggio del Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha predisposto il servizio elettrico di car sharing, finanziato da fondi comunali, ministeriali e europei, ottenuti attraverso la Regione. Abbiamo localizzato già le auto e soprattutto abbiamo 12 colonnine elettriche, che non sono cose da poco perché si stanno incrementando sempre di più, proprio per permettere agli utenti udinesi in questo caso di poter con l'auto elettrica fare la ricarica in maniera molto veloce sui 5 parcheggi in struttura cittadini. Quindi poi sono altri 4 che sono situati poi nella zona di Tavagnaco e vanno a conglobare, vanno a inserirsi all'interno di un altro circuito che noi abbiamo allestito in passato recentemente con altre ricariche elettriche. Un piano casa per valorizzare gli edifici già esistenti nel centro di Udine ed evitare di consumare suolo. E quanto si prefigge una delibera dell'assessore Giulia Manzan, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Udine, che oggi ha deciso di revocare la dismissione dell'ente Udine e Gorizia Fiere SPA. Udine si appresta a varare il nuovo piano casa che dovrà essere sottoposto al parere della Giunta e del Consiglio Comunale. Prevede misure per recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente sia sotto il profilo estetico che della comodità abitativa e scongiura il rischio di consumare ulteriore suolo. Per quanto riguarda le zone di maggior pregio architettonico, le zone A e B0, quindi del centro storico e contemporanee, al centro storico vengono disciplinati gli interventi che si possono fare. L'obiettivo è sempre quello di salvaguardare il patrimonio edilizio, ma al contempo ridargli un miglioramento dal punto di vista dell'efficientamento energetico e della qualità dell'habitat proprio.
Nel corso dei lavori la Giunta ha stabilito di revocare la dismissione dell'ente Udine Gorizia Fiere. La decisione di staccarsi dalla partecipata era stata assunta nel 2019, rinunciando al 22,87% del pacchetto azionario in ottemperanza alla legge Madia, che impone la dismissione delle partecipate che chiudono in rosso per 3 volte negli ultimi 5 anni. Il bilancio di questa nostra partecipata al 31/12/2020 si è chiuso con un utile e quindi la norma di legge ci permette di poter, e che c'è una norma di legge ad hoc anche per le fiere, di poterla revocare. I 5 siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia saranno valorizzati grazie a un progetto di promozione che punta sul turismo slow e che comprende non solo arte e cultura, ma anche natura e gastronomia. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Udine e Pordenone. Mettere in rete le eccellenze culturali, storiche, artistiche, ambientali ed enogastronomiche dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia. Questo è l'obiettivo di un nuovo progetto presentato nella sede della Camera di Commercio di Udine Pordenone. Andremo a valorizzare realtà che hanno caratteristiche molto diverse, ma con degli imprenditori nel settore dell'agricoltura, degli alberghi, della ristorazione, diciamo di tutto il mondo che si muove intorno al turismo, che sono il baluardo economico di questi siti. Parliamo anche di commercianti, artigiani, la promozione enogastronomica presente nel nostro territorio e una forma di turismo che in questi ultimi 2 anni è cresciuta particolarmente, parlo del turismo slow. Daremo la possibilità ai turisti della nostra regione di poter visitare guidati un po' tutti quelli che sono i siti UNESCO presenti. Un settore che inizia un percorso di innovazione e nuove sfide per rispondere alle richieste del consumatore. Coldiretti ha avuto un incontro con i vertici della regione per fare il punto sul futuro del comparto agricolo in Friuli Venezia Giulia. Collaborare per creare percorsi e obiettivi comuni consentendo al settore di crescere. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle risorse agroalimentari Stefano Zagner hanno incontrato Giovanni Benedetti e Cesare Magalini, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti FVG. Entrambe le parti hanno definito l'incontro come estremamente cordiale e incentrato sui temi e tempi della nuova programmazione europea, il cui percorso deve essere condiviso. Anche per riuscire a creare quel connubio tra le attività che poi possono essere determinate dall'azione dell'amministrazione regionale e quelle che sono le effettive esigenze di un settore che sempre di più inizia a fare un percorso legato all'innovazione e legato al fatto di agganciare quelle nuove sfide che il consumatore oggi chiede, che possono essere tradotte in pratica solamente attraverso un'azione veramente sinergica e portata avanti tutti quanti remando nella stessa direzione. La friulana ICOP è la prima impresa di costruzione tra i 200 migliori datori di lavoro per le donne in Italia, è quanto emerge dallo studio condotto dall'Istituto Tedesco Qualità Finanza e la Repubblica, pubblicata sull'ultimo numero dell'inserto settimanale Affari e Finanza. La ricerca, giunta alla seconda edizione, ha selezionato i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia su un campione di 2000 aziende analizzate e 45 argomenti considerati come cultura d'impresa, formazione professionale e pari opportunità. Siamo molto felici di questo importante riconoscimento, commenta Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP, ancora di più in considerazione della grande rilevanza delle imprese presenti nella classifica. La parità di genere prosegue in un settore tradizionalmente maschile e per noi un fattore competitivo. Sono donne alcune delle figure chiave tra i leader della ICOP di oggi e soprattutto di domani. È stata inaugurata oggi con il taglio del nastro a Udine nella chiesa di Sant'Antonio Abate Presepi Friuli Venezia Giulia in mostra. Si tratta del fulcro della proposta presepiale del Comitato regionale delle Pro Loco e rimarrà aperta fino al 9 gennaio. La mostra, in collaborazione con il Museo Diocesano di Udine, che ha concesso la prestigiosa sede curata dall'artista Graziella Ranieri, ospita pure alcune magnifiche creazioni di diversi artisti friulani. Inaugurata con il taglio del nastro a Udine nella chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, Presepi Friuli Venezia Giulia in mostra, l'esposizione di oltre 50 presepi fatti a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti del Friuli Venezia Giulia. Dopo 11 edizioni della mostra Villa Manin, quest'anno c'è stato il passaggio di consegne qui nella chiesa del XIV secolo dedicata a Sant'Antonio Abate,
nel cuore di Udine. Una cinquantina le opere esposte da maestri presepisti della nostra regione che hanno lavorato, costruito dei presepi facendo ricerche di materiali e di tecniche particolari, manualità, creando delle opere veramente straordinarie. Per qualificare ulteriormente la mostra abbiamo anche delle opere di artisti contemporanei molto conosciuti della nostra regione, quali Borta, Celiberti, Butazzoni ed altri. La mostra sarà aperta fino al 9 di gennaio con ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti-Covid e con la presentazione del Green Pass. La mostra fa parte del Giro Presepi che quest'anno è arrivato alla 18ª edizione. Abbiamo censito 180 località e circa 2000 natività da osservare in tutta la regione. Possiamo dire che la nostra regione è diventata un grande presepio all'aperto o al chiuso. 18 stelle del balletto si esibiranno al Teatro Nuovo Giovani da Udine sabato 11 dicembre alle 20:45 per la 40ª edizione del Gala internazionale organizzato dall'Associazione Danza e Balletto. Lo spettacolo ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le iniziative della Croce Rossa del Comitato di Udine. È un anno molto importante questo perché il quarantennale significa che abbiamo delle persone da ricordare, in questo caso il fondatore, mio padre Bruno Ceron, che ha fondato questa manifestazione, ma soprattutto una vetrina di alto profilo coreutico, è un'occasione per incontrare la Croce Rossa e per sensibilizzare il pubblico a quelle che sono le loro attività proprio sul territorio. Un rapporto di lunga durata con la Croce Rossa che ha portato ad effetti e risultati molto importanti. Sì, perché negli ultimi anni l'utile della serata ha contribuito all'acquisto di 5 mezzi ambulanza che proprio in tempo di Covid si sono rivelati veramente preziosi e necessari, ma anche i fondi sono stati spesi per i bambini fragili del nostro territorio che la Croce Rossa assiste quotidianamente. Ricordiamo allora luogo, data e ora dell'appuntamento e come fare per acquistare i biglietti. Sì, allora i biglietti possono essere acquistati direttamente alla biglietteria del teatro ma anche online su Viva Ticket. Lo spettacolo, l'appuntamento è per sabato 11 dicembre alle ore 20:45, vi aspettiamo. La pagina sportiva sempre più verso l'esonero, Luca Gotti, allenatore dell'Udinese ma 24 ore dalla pesante sconfitta di Empoli, ancora ufficialità non sono arrivate. Da Londra invece è arrivato Gino Pozzo per cercare di mettere ordine con la società divisa tra tanti nomi. La soluzione verso cui si sta andando è che il vice di Gotti, Cioffi, guidi la squadra nel ritiro di questa settimana verso la sfida contro il Milan per poi ingaggiare il nuovo allenatore. Se ne parlerà tra poco a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.